permettetemi di salutare gli onorevoli Crivellari e il senatore Amidei che rappresentano il Parlamento. Un ringraziamento particolare voglio farlo al Presidente della Campania, al dottor Antonio Finotti, che ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo una collaborazione lunga, e al suo direttore Saro, e saluto anche tutte le altre autorità civili e militari presenti. Saluto anche il mio sottosegretario, ma è quasi inutile visto che rappresentiamo lo stesso ente in questo caso. L'inserimento da parte dell'UNESCO del delta del Po nella rete mondiale delle riserve del programma Uomo Biosfera è un riconoscimento che legittimamente inorgoglisce l'Italia e in particolar modo questo territorio. Io vedo tre elementi che in questa storia sono stati determinati e che vale la pena di sottolineare anche per esperienze future. Il primo, per l'attribuzione del riconoscimento, hanno avuto un particolare peso iconostati storici. Mi riferisco alle pratiche antiche che si sono tramandate nei secoli e che rappresentano oggi elemento caratterizzante dell'uso sostenibile delle aree del delta. È un confine delicato fra pregiatissimi ecosistemi di enorme valore. Gli elementi che attribuiscono assoluto valore e prestigio alla neoriserva sono ad esempio le attività che abbiamo visto prima nel filmato, le attività di allevamento ittico e della molluscoltura derivate da una gestione millenaria che ha contribuito alla conservazione di un habitat assolutamente peculiare nel Mediterraneo. Questi valori storici si sommano a valori culturali che sono rappresentati da questa storia che ho appena illustrato e da altri connotati ambientali. Tutti questi connotati, difesa dell'ecosistema, si sono sommati fra di loro e hanno dato a noi oggi l'opportunità di questo grandissimo riconoscimento, ma ci investono anche di una grandissima responsabilità futura. Noi oggi giustamente siamo qui a festeggiare il riconoscimento, ma se ci fermassimo a questo poco avremmo fatto. Noi dobbiamo dimostrare che questi elementi storici, culturali e ambientali possono essere un grande motore di sviluppo economico e di turismo per quest'area. Questa è la sfida che abbiamo davanti. È una sfida che va al di là del tornaconto economico che ci potrebbe essere dagli investimenti che facciamo oggi in questo settore. Ma perché? Perché sarebbe la prova provata che oggi l'ambiente, insieme alla nostra storia e alla nostra cultura, è una grande opportunità per questo Paese. Troppo spesso noi ce lo dimentichiamo. È vero, noi siamo un paese industriale, siamo forti in certi settori, penso alla manifattura, ma siamo anche un grande paese, questa storia lo dimostra, in campo storico, culturale e soprattutto ambientale. Siamo un paese che ha al mondo la più grande biodiversità. Siamo un paese che ha saputo mantenere questa biodiversità. Io in questa funzione che ho da 2 anni spesso sono chiamato a dover rendere conto di eventi non drammatici. Penso al dissesto idrogeologico, penso alle bonifiche, penso agli studi che abbiamo fatto nella nostra terra, in particolare alla terra dei fuochi, penso all'ultima emergenza che abbiamo affrontato, l'emergenza delle polveri sottili. Io credo che oggi dobbiamo anche però dire che siamo stati capaci anche di salvaguardare in determinati casi il nostro ambiente, come in questo caso, e che ne possiamo fare un punto di forza. In alcuni casi questo Paese in campo ambientale è stato un'eccellenza e dobbiamo dirlo, e dobbiamo sapere valutare e sfruttare fino in fondo quello che fino ad oggi abbiamo fatto. L'altro elemento che mi sta a cuore sottolineare è il gioco di squadra, il grande lavoro di squadra che c'è stato in questa storia, perché ci deve insegnare qualcosa.
lo dico ai rappresentanti di Lazio, della regione Emilia-Romagna e Veneto, quando si lavora insieme e si lascia alle porte l'ideologia e invece si guarda al risultato, noi i risultati sappiamo cogliere. E qui c'è stato questo grande lavoro di squadra fra i cittadini prima di tutto, c'è stato un lavoro di squadra da parte dei sindaci, dai presidenti delle regioni Emilia, Romagna e Veneto, che ringrazio insieme ai loro consigli regionali, perché in questo progetto inizialmente interregionale si è creduto fino in fondo e si è raggiunto l'obiettivo. Voglio ringraziare anche il sottosegretario Degani e il mio ministero, anche gli apparati tecnici del mio ministero, perché su questi progetti, non solo su questi, ma anche su questo, ma anche su altri progetti, ci stanno credendo e i risultati stanno venendo. Noi abbiamo 13 candidature per progetti macro, 5 li abbiamo chiusi in questi 2 anni. Dobbiamo continuare così. Per questo Ministero è una priorità. Terzo elemento che mi piace, la Fondazione, caro Finotti, ha preso il suo ruolo. Molto spesso le fondazioni non riescono a esercitare, fondazioni bancarie, non riescono a esercitare fino in fondo il ruolo che la legge gli attribuisce, che è quello di valorizzazione del territorio. In questo caso la sinergia tra fondazioni, istituzioni e cittadini ha funzionato e ha dato un buon risultato. Anche questo è un aspetto che dobbiamo cogliere, perché sempre di più le fondazioni possano diventare un partner prioritario e privilegiato delle istituzioni e dei cittadini per il conseguimento di obiettivi di valorizzazione del territorio. Dicevo, un grande lavoro di squadra che ci ha portato a grandissimi risultati, però adesso dobbiamo guardare anche al futuro. L'ingresso nel circuito UNESCO inserisce il Delta del Po all'interno di un processo che può definirsi di internazionalizzazione delle aree protette e può innescare dei meccanismi virtuosi. Ne cito 3: maggior visibilità del territorio e dei suoi elementi caratterizzanti. Dico al dottor Rosati, ben venga anche un incontro di tutti i giovani su questi temi, perché la sensibilizzazione in questo caso è essenziale. Accesso a finanziamenti comunitari e internazionali e anche a fondi privati, è una grandissima opportunità sotto questo aspetto. Implementazione delle politiche territoriali in termini di turismo, ricerca, conservazione, con la messa in rete a livello regionale e mondiale mediante lo scambio delle buone pratiche e l'importazione dei casi di successo. È importantissimo che la squadra che ha lavorato fino ad oggi per il conseguimento di questo obiettivo da oggi continui a lavorare ancora più in raccordo, casomai anche con strumenti nuovi che possiamo vedere di esaminare dal punto di vista legislativo. Naturalmente si tratta di un successo che si inserisce in un lavoro importante e costante che abbiamo fatto nel tempo, volto alla salvaguardia e alla promozione delle risorse ambientali e culturali che valorizzano questa terra. Per anni ci siamo impegnati in questo e quel lavoro è stato oggi premiato con il riconoscimento di questo grande dell'inserimento nel mare. Aggiungo che a dicembre il Ministero dell'Ambiente ha partecipato a un'iniziativa del responsabile del programma MAB, perché l'UNESCO sta promuovendo un'azione per istituire un marchio internazionale per i prodotti che si realizzano nelle riserve nostre. Stiamo lavorando a questa specie di bollino di qualità per i prodotti che mette insieme l'eccellenza del territorio e della natura con la valorizzazione delle attività umane. È una grandissima opportunità che abbiamo davanti per dare ancora maggior valore ai prodotti e alle esperienze che si formeranno in questa zona. Con Expo, e concludo, abbiamo fatto conoscere al mondo la straordinarietà, la qualità e la varietà del nostro patrimonio naturale, presentandolo a tutta la comunità internazionale e dimostrando così che la nostra biodiversità, la biodiversità italiana, è un valore inestimabile. Dobbiamo continuare a ragionare su questo modello.
I beni ambientali possono e debbono diventare sempre di più volano di sviluppo sociale ed economico, accoppiando tutela e valorizzazione, mantenendo sì gli habitat e i paesaggi e rendendo questi strumento di crescita anche occupazionale per il territorio del Paese. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Bisogna che noi allarghiamo la proposta ambientale del sistema Paese. Oggi qui festeggiamo con orgoglio, ma mi raccomando, da domani ancora insieme dobbiamo lavorare perché tutto questo possa diventare uno strumento utile per questa zona.